Si è svolto domenica scorsa presso il Tempio di Giunone nella Valle dei Templi di Agrigento il concerto Colonne Sinfoniche eseguito dall'Orchestra Filarmonica Demetra con il coro polifonico Free Melody diretti dal maestro Antonio Cusumano. Un applauditissimo concerto inserito nel programma delle manifestazioni estive organizzate dal Parco della Valle dei Templi, un'esibizione coinvolgente e come sempre di alto spessore artistico, così come sono stati i concerti eseguiti dall'Orchestra Demetra con il coro Free Melody. L'organico orchestrale, composto da 40 musicisti e 38 coristi, ha eseguito brani classici, moderni e colonne sonore di grandi autori come Vivaldi, Morricone, Zimmer, Queen e altri ancora. Nel corso della serata il direttore organizzativo dell'Accademia Free Melody Enzo Abate ha ricordato il grande maestro Pippo Flora che lo scorso 14 luglio avrebbe compiuto 90 anni. Per l'occasione l'Orchestra Demetra con il coro Free Melody ha eseguito un suo brano, Canto della Vallata, nell'arrangiamento curato dal maestro Cusumano e tanto apprezzato dal pubblico presente. Un altro evento nello spettacolo sono stati gli auguri a sorpresa al maestro Antonio Cusumano da parte di tutto l'organico orchestrale corale, con il coinvolgimento del pubblico in occasione del suo compleanno proprio il giorno del concerto. La città di Agrigento non ha mai avuto una grande orchestra filarmonica, in quanto è stato sempre appannaggio di città come Palermo e Catania e dei loro teatri. Ora che anche Agrigento dal 2018 ha questo privilegio ed è stata dimostrata sempre una grande professionalità nei numerosi concerti eseguiti anche al Teatro Pirandello, è doveroso prendere atto di questo grande patrimonio cittadino, valorizzandolo per come merita. Agrigento ha una sua ricchezza artistica fin troppo preziosa e diventa obbligatorio continuare a coltivarla e sostenerla con quelle importanti progettualità culturali a sostegno del territorio, così come era stato fatto negli anni precedenti, prima del Covid-19. Canto della Valle, alcuni altri Canto dell'Alba, ci sono delle motivazioni di natura zisià, eccetera, eccetera, ma originariamente il titolo era Canto della Vallata. Questo era un brano che Pippo amava e l'amiamo anche noi che abbiamo fatto parte di gruppi folcloristici, di teatro, l'abbiamo cantato tantissime volte. E cosa dire? Io credetemi, ho un po' il magone, perché per me Pippo era una persona... Certo, diciamo dovrebbe essere l'inno, no? Sì, dovrebbe essere anche l'inno della nostra Agrigento, perché esalta la bellezza di questa valle. E mi tocca anche fare una piccola precisazione, o meglio, desidero ringraziare, anche a nome della mia famiglia, Sergio Creminisi, perché quando si è sparsa la notizia, Sergio è qua e vorrei che si facesse un applauso a Sergio, perché lui che è un disegnatore... ha fatto una cosa bellissima. Quando si è sparsa la notizia che Pippo ci aveva lasciato, lui ha disegnato Pippo seduto al pianoforte tra le nuvole, ma sulle 3 colonne del Tempio dei Dioscuri. Quindi credo che sia una rappresentazione bellissima dell'amore che Pippo aveva per la nostra Agrigento, per la Valle dei Templi e quindi anche per il Canto della Vallata, che sicuramente con l'interpretazione e l'arrangiamento curato dal maestro Cusumano, sicuramente a lui sarebbe piaciuto tantissimo. Oh